Li avevamo lasciati così, entusiasti per le proposte del nuovo Presidente del Consiglio, ma a distanza di pochi giorni li abbiamo ritrovati così, arrabbiati con un sistema che premia gli spreconi e penalizza i virtuosi. Per questo i sindaci trevigiani lanciano un ultimatum a Roma. L'apertura di credito a Matteo Renzi sarà l'ultima concessione di fiducia, dopodiché il blocco territoriale della Marca sarà pronto ad eclatanti iniziative, dalle dimissioni di massa allo sforamento del patto di stabilità. Perché se nel resto d'Italia si spendono annualmente 800 euro a testa, qui se ne sborsano non più di 540. Rispetto a un tendenziale aumento della spesa a livello nazionale di circa il 12%, a livello territoriale, comuni della Marca trevigiana, c'è una riduzione di un 5-7%. Dei comuni veneti, i più penalizzati all'interno dei rispettosi comuni veneti sono stati i comuni trevigiani, sono stati più bastonati, proprio per rispettare questo piano di stabilità. Mi sono sentito rimproverare che da Fassino che è stanco di sentire che i veneti sono i primi della classe e gli vanno a insegnare come si fanno le cose. I primi cittadini non ci stanno più e chiedono l'appoggio dei parlamentari. Non è possibile che si arrivi a fine anno senza sapere che cosa si doveva fare all'inizio dell'anno, vedi il caso dell'IMU dell'anno scorso, ma mi pare che la situazione di quest'anno sia analoga. Credo sia giusto chiedere al Governo che nel decreto Salva Roma, e salva altri aggiungo io, siano inserite delle norme minime di premialità per quei comuni virtuosi. Montebelluna, dati Infel, versa allo Stato ogni anno 90 milioni di euro di IRPEF. Da quest'anno non mi torna indietro nulla. Però adesso ci troviamo in una situazione diversa. C'è un Presidente del Consiglio che ha dato, nel momento dell'insediamento, della presentazione del programma, una ampia apertura. Visto che Renzi ha detto nell'incontro che abbiamo fatto, io credo all'autonomia dei comuni. Battiamola allora su questo punto qua, noi facciamo, non perdiamoci nel dettaglio, facciamo una proposta veramente radicale, forte. La mia proposta è: mettiamoci d'accordo su una cosa che sia accoglibile e che sia sostenibile al di fuori dei partiti. E così sarà attraverso un gruppo trasversale che metterà nero su bianco 3 proposte concrete: azzeramento dell'obiettivo del patto di stabilità, cancellazione del saldo negativo dei trasferimenti. Credo anche sostenere la proposta ANCI di mantenere tutta la IUC, cioè tutte le tasse locali a livello locale.